che quando io registro suonano le campane. Salutiamo la campana del mio paese che suona. Allora ragazzi, giusto due parole in croce prima di iniziare il video. Praticamente ogni tanto YouTube è buggata e non manda i feed ai iscritti. Perciò un mio amico mi ha fatto un'estensione Chrome, si chiama Alex, perciò lo ringrazio, questo ragazzo è molto gentile. Mi ha fatto questa estensione che mi permette di inviarvi i feed anche quando YouTube è buggato. Perciò andate sotto in descrizione e scaricatela, installatela sul vostro browser web e noi iniziamo. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video per portarvi un attacco veramente molto speciale in Lega Campione. Oggi, come possiamo vedere, nel mio accampamento abbiamo ben 6 pekka a livello 5 e nel castello abbiamo un altro pekka sempre di livello 5, gentilmente donato dal mio amico Attila. Se i miei calcoli non sono sbagliati, 6 più 1 fa 7. Allora, 6 più 1 uguale... Cazzo, fa veramente 7! Allora ragazzi, riprendiamo il nostro video. Come detto prima abbiamo 7 pekka, andiamo ad analizzare il pekka. Allora il pekka ha ben 380 di danno solamente con il colpo di spada e 4500 di difesa e mi costa ben 50.000 di elisir. Quanto costa per farla a livello 5 ragazzi? Per farla a livello 5 costano ben 8 milioni di elisir e 14 giorni di costruzione, di miglioramento nel laboratorio. Cosa stiamo facendo ora nel laboratorio? Ora stiamo facendo le valchirie a livello 3, spero che siano una bomba pazzesca quando arrivano a livello 4. Allora andiamo ad attaccare qualcuno. Allora ragazzi, abbiamo trovato finalmente qualcuno da attaccare. Non è fortissimo, non mi dà tante coppe, perciò dobbiamo tentarli di farli almeno 3 stelle. So che non è per niente facile, ma ci proviamo lo stesso. Allora, l'importante di questa tecnica è non mandare a quel paese i nostri bei pekka. Allora, prima di tutto ho solamente un unico golem. E cazzo, perché parli, perdi tempo. Ok, iniziamo subito. Allora, golem, maghetti tutto intorno, un po' di qua, un po' di furia qua, allora un assalto qua e un'altra qua, molto bene. Allora dovete entrarmi dentro ragazzi. Ok, ci siamo, pekka, go go, go go, 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 fuck yeah, merda, perché c'è, no, non vado neanche quella. Queen, entra, destroy the town hall, dove, no, dove vai? Dove caspiterina state andando? Pekka, dove state andando? Non vi ho chiesto di fare il giro ragazzi. E mi tocca. Perciò neanche il secondo arco X ho congelato. E la madama. No! Mi stavano per benedire il coso, il king. Caspiterina, vabbè, il town hall è stato veramente easy. Sti Pekka qua hanno fatto il devasto completo e nel frattempo la mia regina fa il giro. Caspita, chi ti ha detto di fare il giro, amica mia? Amica, comunque i pekka non sono ancora morti. Fatto un mini fail, dato che potevo farle anche 3 stelle a questo nostro simpaticissimo amico che si chiama Bradmond. Abilità ora! E la pozione furia me la posso anche pure risparmiare, dato che mi sarebbe servita se fossero usciti gli arcerini dal castello, dato che mi avrebbero dato tanto fastidio. E noi facciamo resa. Pam! Allora, in Lega Campione danno ben 180.000 di bonus. È veramente tantissimo, perciò mi aiuta a recuperare tantissimo le rese che ho utilizzato. Allora ragazzi, come al solito, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e un commento. E se riusciamo ad arrivare a 2000 like entro stasera vi porto un altro video sulle clan war cinesi. Bella!